Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Oggi lo so, c'è la partita. Stasera state tranquilli, uscirà comunque il video post partita. Però volevo parlare comunque di questo argomento perché un po' ne ho accennato nella live che ho fatto qualche giorno fa e è un argomento che comunque a me interessa e importa molto perché è un giocatore a cui sono affezionato. Purtroppo non sempre riesco a scindere le cose e diciamo che in questo caso ci sono cascato con tutte le scarpe. Ovviamente penso che tutti sappiate di cosa sto parlando. Per chi non lo sapesse, sembrerebbe, usiamo il condizionale, che Nandez sia promesso alla Roma. Questo è ciò che dice il suo procuratore Bentancur. Sembra che per Nandez sia stato proposto un triennale e come sappiamo tutti il Cagliari non incasserà assolutamente nulla perché Nandez andrà alla Roma a parametro zero essendo in scadenza. Allora, prima di parlare di Nandez alla Roma, mi volevo concentrare su un altro argomento, il rinnovo. Allora, io non mi nascondo dietro a un dito, l'ho sempre ammesso e sempre lo ammetterò. Io sono follemente innamorato di Nandez come giocatore. Mi piace da morire. Ero fomentatissimo quando arrivò a Cagliari e comunque stiamo parlando, se non mi sbaglio, dell'acquisto più oneroso della storia del Cagliari che si aggira intorno ai 18 milioni di euro, credo. Stiamo parlando di un giocatore che sarebbe dovuto venire a Cagliari l'anno prima perché Nandez doveva venire nel mercato invernale. Poi per varie vicissitudini tutto ciò non è accaduto, è arrivato nella sessione estiva di calciomercato, precisamente della stagione 2019-2020, quindi quella esattamente del Covid. Da il suo arrivo, per chi se lo ricorda, già quello destò molte perplessità, non tanto perplessità, in realtà non è la parola corretta, però ci furono alcune esternazioni fatte, guardate un po', proprio dal suo agente Bentancur, in cui praticamente appena arrivato a Cagliari disse sì sì ma tanto non rimarrà più di tanto. E vabbè, non rimarrà più di tanto, tant'è che il contratto lo ha rispettato tutto e tra l'altro è anche sceso con noi in Serie B, Nandez. E ragazzi, voi pensate che sia una cazzata questa, ma non è per niente una cazzata perché comunque Nandez, essendo sudamericano, uruguagio, ha un forte legame con la selezione, con la Celeste, con la nazionale uruguagia e lui, pur di rimanere a Cagliari, ha rinunciato sostanzialmente alla convocazione in nazionale perché l'anno in cui noi siamo retrocessi e abbiamo giocato, ahimè, il campionato di Serie B, lui non è mai stato convocato con la nazionale. Detto che comunque quell'anno ha deluso anche in Serie B perché mi aspettavo un apporto decisamente maggiore da parte sua. Però è andata così e amen. Io sentendo quelle parole rimasi un attimo basito perché mi sembrava impossibile che la gente di un giocatore dicesse cose simili ad una piazza come quella del Cagliari dopo l'arrivo di un suo assistito. Cioè, ha veramente dell'assurdo, secondo me. Perdonatemi, piccolo stacco. Mi sembrava veramente assurdo perché cioè, è appena arrivato e tu te ne esci con una frase simile. Ma tralasciando questo, poi Nandez si rimane a Cagliari per tutto questo tempo
e purtroppo c'è stato molto immobilismo da parte della società e sicuramente, molto probabilmente, resistenza, non so se da parte di Nandez o da parte del procuratore, per quanto riguarda il rinnovo. Fatto sta che non sono giunti ad una conclusione. Al momento attuale sono le 15:10 di giovedì 23 maggio, il rinnovo non c'è, le due parti non so nemmeno se stanno ancora parlando. Fatto sta che da un paio di giorni a questa parte è circolata la voce che Nandez sia promesso alla Roma, sempre stando a quello che dice Bentancur. Io trovo che sia inammissibile, a prescindere, eh, che tu non proponga e non riesca ad ottenere un rinnovo per quanto riguarda Nathan Nandez, perché possa o meno piacere il giocatore, possano o meno piacere tutte le voci che sono girate su Nandez, tutti i fatti, non nascondiamoci dietro a un dito, li sappiamo, e è quanto di più, se è vero, è quanto di più deplorevole ci possa essere, se è vero. Ma io non sono giudice, non conosco a menadito i fatti, non li ho vissuti, quindi l'unica cosa che mi limito a dire è che se sono veri è quanto di più deplorevole ci possa essere. Ma accantonato questo discorso extracalcistico, io penso che cedere, o meglio lasciare andare via Nandez a zero dopo che tu l'hai pagato 18 milioni, dopo che tu gli hai dato comunque un ingaggio importante per anni e anni, perché sicuramente 1 milione all'anno sicuro Nandez lo ha preso, non ha senso, non ha il minimo senso, perché tu adesso non ci vai a guadagnare niente. Con tutto che probabilmente non ci saresti andato a guadagnare nemmeno con una cessione, o meglio, non saresti andato a pareggiare i conti, magari saresti andato a paro, ma perlomeno lo avresti fatto, perlomeno avresti incassato liquidità e avresti ottenuto dei soldi da un giocatore che, ripeto, può piacere o meno, però è un giocatore che secondo me le qualità ce le ha e soprattutto ha mercato. Alla luce di tutto ciò, sapendo che il giocatore ha mercato, io non riesco a capire come la società Cagliari Calcio non sia stata in grado di rinnovare il contratto. Perché il rinnovare un contratto non significa necessariamente tenersi quel giocatore per tutta la durata del contratto. Io mi ricordo che eh, anni fa ci fu il caso di Piniglia, Matri, comunque un nostro attaccante che aveva rinnovato 1 o 2 settimane prima e poi è stato ceduto. Cioè, se tu banalmente vai a proporre un rinnovo a Nandez, gli dai quello che chiede, se non è una cifra esagerata, ovviamente. Io penso che, sapendo l'ambiente in cui si trova, Nandez non vada a chiedere una cifra così esagerata. Massimo, massimo 1,5 milioni. Ma se Godin anni fa ne prendeva 3, se Gaston Pereiro ne prendeva 1,5, io 1,5 a Nandez glielo do più che volentieri. Ma più che altro così stai sicuro che nessuno te lo frega a parametro zero, perché l'hai rinnovato. Se non lo vuoi tenere perché lo stipendio è troppo esoso, lo vai a cedere e non vai a perderci, non vai in perdita. Io, di quello che dice Nandez sul fatto che si sente sardo, sul fatto che la Sardegna sia la sua terra, posso anche crederci, ok? Però il problema qui è molto più ampio ed arriviamo ad aprire il vaso di Pandora. La questione Nandez è molto molto intricata. Purtroppo Bentancur ha sempre avuto queste uscite più o meno gravi, perché purtroppo ha il coltello dalla parte del manico. Che cosa voglio intendere?
Per chi non lo sapesse, nel calcio sudamericano è prassi che un procuratore non sia soltanto un semplice procuratore, quindi una persona o un'azienda che gestisce il cartellino di un determinato giocatore. Nel calcio, perlomeno europeo, il cartellino di tal dei tali giocatore è gestito dalla società. Ovviamente il procuratore fa modo che quel cartellino crei profitto, crei guadagno, sia appetibile anche per altre società. Questo è quello che si limita a fare nel calcio europeo un procuratore, trovare la squadra migliore che offre di più per guadagnare poi la percentuale sull'affare. Stop. In Sud America non sempre funziona così, anzi da quello che ho capito in realtà la maggior parte delle volte non funziona così, perché in Sud America in realtà sono i procuratori a detenere parte del cartellino del giocatore. Ed è per questo che Bentancur se ne è uscito molte volte con frasi simili, perché in realtà Nandez è tanto del Cagliari quanto suo. E quindi lui ne ha piena consapevolezza di questa cosa e può legittimamente, senza purtroppo mi viene da dire, ehm, come posso dire, senza vergogna dire queste cose, fare quel cazzo che gli pare sostanzialmente. E questo è un grande, grande problema. Purtroppo il problema più grande di Nandez secondo me è sempre stato e sempre sarà Bentancur. Perché con un qualsiasi altro agente, con un qualsiasi altro procuratore o con una qualsiasi altra agenzia, secondo me tutte queste problematiche non ci sarebbero state o forse ci sarebbero state ma in maniera molto limitata. E adesso ci ritroviamo in questa situazione in cui Bentancur ha affermato che Nandez sarà un nuovo giocatore della Roma. Questo, per come la vedo io, significa principalmente due cose. La prima, anzi tre cose. Due cose le capisco sicuramente, la terza opzione è quella che tenderei ad escludere e quindi è probabilmente quella che capiterà. La prima è che effettivamente la Roma ha un contratto, ha un accordo con il procuratore e o con il giocatore e che quindi ci sia un accordo di massima. La seconda, che io in realtà ritengo la più probabile, è che questa sia banalmente una pretattica fatta da Bentancur perché da quello che mi sembra di capire, poi non vivo a Cagliari, non conosco Nandez, mi potrei sbagliare tranquillamente. Però io credo che in realtà il giocatore, anche per interessi personali, sia interessato a rimanere a Cagliari. E quindi o ha chiesto al procuratore di uscirsene con una notizia simile, o è il procuratore stesso che di sua spontanea volontà se ne è uscito con questa dichiarazione. Il loro intento non è quello di andare alla Roma ammesso che questo contatto ci sia realmente stato, ma quello di scatenare una reazione del Cagliari portandolo a fargli firmare un rinnovo il prima possibile, perché ovviamente comunque fino al 30 giugno Nathan Nandez è un giocatore del Cagliari e deve sottostare al contratto che con il Cagliari ha stipulato. Non ci sono cazzi, è così. Quindi io mi auguro e spero che sia più soltanto una questione di pretattica, perché io non ho sentito, poi magari errore mio, però non ho sentito conferme concrete da parte dell'ambiente romanista. Si cita semplicemente la fonte che è stata proprio Bentancur. La terza opzione, che vedo plausibile ma con una probabilità minore, è il fatto che in realtà poi Nandes andrà a scadenza tranquillamente e si troverà un'altra squadra che non sia la Roma. Queste sono le tre ovvie opzioni. Dispiace per come
viene gestita questa situazione, sia da parte della società che da parte del giocatore e procuratore, perché è diventato tutto paradossale. Se uno va a vedere il profilo Instagram di Nandez e poi legge quelle notizie, c'è qualquadra che non cosa, come si suol dire, perché è tutto così assurdo, è tutto così ehm, palese, paradossalmente, che poi venga detto il contrario. Io non so se sono parole di circostanza quelle di Nandez e nemmeno mi interessa. Io mi aspetto di vedere riconoscenza un po'. E io, sinceramente, sul campo non. Da parte di Nandez l'ho sempre visto, ho sempre visto l'impegno, ho sempre visto quella garra uruguagia che ci fomenta. Però questi atteggiamenti da parte di chi dovrebbe fare i suoi interessi sta incominciando a creare molti problemi e glieli creerà anche in futuro, non solo adesso a Cagliari. Atteggiamenti simili creeranno problemi per ovvi motivi anche in futuro, perché tanto la solfa è quella. Io mi auguro che Nandez venga rinnovato perché è ovvio che non dico che deve rimanere a vita a Cagliari, però vogliamo capitalizzare un po' da quella che è stata la cessione, l'acquisto più oneroso della storia del Cagliari. Vogliamo cercare di guadagnarci un po' da quella cessione, anche visto il tracollo che ha avuto il valore di Nandez proprio per le prestazioni del Cagliari, perché comunque ragazzi, Nandez ha perso tantissimo valore. Noi sappiamo che comunque c'era, se non mi sbaglio, il West Ham che era molto interessato a Nandez e non se ne è fatto più niente. Anche l'Inter era molto interessata a Nandez. Io adesso sto andando, vabbè, ve lo faccio vedere, mi sposto di qua, qua zoom, no, niente, ok, vabbè, qua zoom un pochino, Nathan Nandez. Così vediamo anche se Transfer Market conferma o smentisce. In questo senso, molte volte Nathan Nandez, se Nathan Nandez, Transfer Market è abbastanza affidabile su la probabilità o meno del trasferimento. Tra l'altro sono curioso di vedere quali sono gli altri assistiti di Bentancur. Ha 52 giocatori. C'è Lucas Torreira, Brian Rodriguez, Nathan Nandez, Federico Pereira. Abbiamo principalmente uruguagi. Oliva. Abel Hernandez, madonna. Sta a Rosario Central. Questo è. Eh sì, Rosario Central. Addirittura qualcuno dalla Mauritania. Honduras. Mauritania. Ok, non c'è un palmarès elevato di giocatori interessanti. Ok. Comunque, Nandez ha un valore attuale, o meglio, aggiornato al 20 dicembre 2023, di 5 milioni. Le probabilità, però secondo gli utenti di Transfer Market, ok, ci sono il 36% di possibilità che Nandez possa andare alla Roma, ma se noi andiamo a vedere il valore quando era al Boca era di 18 milioni. Arrivato a Cagliari diventò di 22 milioni per un massimo di 26 milioni. Poi è sceso a 21, 23, 25 e poi, guardate, il crollo. E adesso si assesta sui 5 milioni. Come vedete, scadenza 30 giugno 2024. Secondo me perderlo a zero ha veramente poco senso. Io gli rinnoverei il contratto anche per una questione di principio, perché è impensabile che tu spendi 18 milioni per un giocatore e della sua cessione ti rientra a zero perché o per un motivo o per un altro non sei stato in grado di rinnovargli il contratto. Ha veramente dell'assurdo, perché male che vada, gli rinnovi il contratto e decide di rimanere. C'hai comunque Nandez in rosa.
che non mi pare tutta sta cosa malvagia. Gli rinnovi il contratto e gli arriva un'offerta, lo puoi cedere e ti liberi anche di un ingaggio. Cioè, dov'è il problema? Sono curioso di sapere dov'è il problema, perché io veramente più guardo la situazione e più faccio fatica a trovarlo. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo stasera con il video post partita. Bella.